Antonio Cenedese, per tutti Tony Roccia, un personaggio noto, susegana ma anche organizzatore di questa marcia dei castelli. Quanta gente oggi ha partecipato a questa iniziativa? Ma ti hanno detto questo istante 10.800 più qualcuno dentro in mezzo, comunque è un bel successo e siamo contenti. Forse nel 2019 avevamo stesso risultato, quindi per il prossimo anno, che siamo al 30°, lo facciamo con il record in assoluto. Vi aspettavate questa affluenza e secondo voi quali sono gli ingredienti di successo di questa manifestazione? Sì, adesso diciamo la marcia dei castelli non è una novità, ormai è una certezza, è una realtà, perché anche sugli anni che non c'è il sole come oggi, però è sempre una che fa la differenza rispetto alle altre, insomma, che l'anno scorso eravamo in 9.000. Quindi è una cosa che si porta da anno in anno, cioè, se c'è la fortuna che il Padre Eterno mi dà, perché le giornate di sole si arriva a questo, ma possiamo solo migliorare e sono sicuro che ce la faremo. Vogliamo lasciare i 10.000 e passare agli 11, magari 12. Una marcia che coincide con l'8 marzo, la giornata internazionale della donna. Vuole cogliere l'occasione per fare un augurio a tutte le donne che ci stanno guardando? Beh, allora adesso a me hai accennato un qualcosa che auguri a tutte le donne sempre, ma non solo oggi. Per me gli auguri alle donne vanno fatti sempre e in assoluto, perché se pensiamo che la nostra mamma è una donna, là c'è tutta la verità.